Ed eccoci qua, come anticipato poco fa, oggi, esattamente in questo momento, parleremo di ESU Verona. Non sono solo e ho il piacere di avere oggi, in questa bellissima estate, insieme a noi abbiamo il direttore generale di ESU Verona, Giorgio Gugole. Ciao Giorgio, benvenuto e grazie per essere con noi. Ciao Alen, il piacere Grazie. è tutto mio, grazie a voi di ospitarmi in questo vostro meraviglioso spazio. Grande piacere e grazie di questo. Giorgio, domanda molto semplice, come stai? Bene, Questo perché indaffaratissimo. Ecco, quindi questo è un dato Perché, positivo. sì, è un dato positivo perché ESU in questo momento stiamo lavorando tantissimo, abbiamo tante novità, tanto per gli studenti, per le studentesse, certo. ecco. Allora, io farei anche così, chiacchierata panoramica generale, tante cose bellissime, tanti passi importanti in questi anni, come sta andando, quali sono un po' le novità recenti di ESU Verona? Allora, le novità più recenti sono quelle che leggiamo spesso ultimamente sui giornali, che il nostro lavoro si è concentrato principalmente per far fronte a quella che è l'emergenza abitativa di studenti e studentesse che si recano a studiare all'Università di Verona e che hanno bisogno di un alloggio. Certo. Ecco, quindi in questi anni abbiamo investito tantissimo e porteremo la capacità, diciamo, di residenzialità universitaria a Verona dai 400 posti più o meno di 3 anni e mezzo fa a quasi 1000 posti letto. Wow. Su Verona. Ecco, si tratterà di una residenzialità diffusa, passeremo da 15 a 20, quasi 27-28, adesso bisogna vedere se tutte riusciranno a essere completate entro ottobre oppure l'anno prossimo, però insomma una residenzialità diffusa su tutto il territorio veronese. Allora, altra curiosità, intanto complimenti, poi insomma Grazie. sempre di più in questi anni ESU, abbiamo iniziato a parlare chiaramente di dormitori, però sempre di più ESU è un'esperienza, dicevamo, Sì. insomma anche ne parlavamo proprio davanti a un caffè poco fa, è davvero un'esperienza. Prima di arrivare a parlare di questo, leggevo proprio un articolo di qualche giorno fa proprio sul nostro daily, eccolo qua, lo vediamo insieme per chi ci guarda, anche qua insomma altri 52 posti letto universitari, Certo. quindi insomma sono passi importanti che non Certo, ci lì vediamo il nostro presidente, Certo. il dottor Claudio Valente, con il presidente di Ater. Questa è una delle tante collaborazioni che siamo andati a chiudere in questi anni, in questi ultimi mesi. Nello specifico è una collaborazione con Ater Verona, che ha ristrutturato un edificio in Borgo Roma, Sì. un polo universitario particolarmente importante per tutta l'area medica e scientifica, Certo. e anche lì sorgerà un nuovo studentato condiviso tra Ater ed ESU per gli studenti e le studentesse, ovviamente a prezzi calmierati. Certo. Giorgio, ho un'immagine da farti vedere, adesso la mostriamo insieme per chi ci ascolta in DAB. Ricordiamo anche che su www.radioadige.tv potete guardarci, e quindi parola chiave di oggi, ESU Days 2026. Dal 19, 20, 21 giugno accadranno un sacco di cose meravigliose. Che succede di bello? Assolutamente sì, ecco, grazie per darci anche questa opportunità, perché Grazie a ovviamente noi abbiamo a che fare con studenti, gli studenti giovani hanno bisogno principalmente di residenzialità, di un posto dove dormire, dove studiare, di un posto anche dove mangiare. Noi facciamo anche ristorazione universitaria, abbiamo portato negli ultimi anni, siamo passati da poco più di 60.000 pasti a quasi 200.000 pasti annuali, quindi insomma abbiamo investito tantissimo anche sulla qualità del cibo. Ma non facciamo solo questo, perché in sinergia con l'università il nostro obiettivo è quello di accompagnare lo studente in tutta la sua esperienza a Verona, Sì. per rendere attrattiva l'università non solo per chi si iscrive o deve iscriversi all'università, ma anche per rendere attrattiva Verona per il dopo università. Quindi qui, da questo punto di vista, abbiamo cercato e stiamo cercando di fare tutta una serie di iniziative in ambito culturale, in ambito sociale, in ambito sportivo, in ambito di svago anche, Certo. perché lo studente e le studentesse si sentono ben accolte, ben inserite nel contesto cittadino, e magari dopo l'università decidono anche di rimanerci a Verona. Questo avete un chiamiamolo compito volgarmente importante. Beh, importantissimo, certo. sì, importantissimo. Poi, ricollegandomi a quello che dicevi Sì, prima, sì. Len, ovviamente lo studente e le studentesse studiano, ma
hanno un'età per cui devono anche divertirsi, devono già. socializzare, soprattutto negli anni post-Covid, e gli studenti e le studentesse ne hanno risentito tantissimo, e quindi anche da questo punto di vista abbiamo ripreso la nostra iniziativa principe, diciamo, dal punto di vista del divertimento, che è l'Esuday 2026, che quest'anno si rinnova e si potenzia il 19, 20, 21 Sì. su 3 giorni in un contesto meraviglioso, cioè quello della Santa Marta, Certo, quindi certo. nel pieno contesto universitario. Faremo 3 giorni di festa, di socializzazione, ci saranno tanti eventi, tanti ospiti, tanti personaggi famosi, insomma, sì. e quindi i ragazzi, di solito riusciamo a coinvolgere quasi 3.000 ragazzi durante le nostre serate, quindi Complimenti, si tratterà veramente di una bella iniziativa. Cioè 3.000 è un numerone, non è cioè già 300 dici 3.000. Sì, Cioè, sì. È anche una bella responsabilità, però è sempre tutto andato tutto bene, certo. e gli studenti sono bravissimi da questo punto di vista, i nostri studenti. Che bello, però è piacevole sentirsi dire che gli studenti di oggi sono bravi, e non intendo nella parte degli studenti, in questo caso stiamo parlando che hanno il piacere di divertirsi e di star bene. Ma Quindi, guarda, insomma, ti dico anche una particolarità. Prego. Quando andiamo adesso a creare delle nuove residenze all'interno del contesto urbano, spesso ci sono i residenti che sono un po' preoccupati, perché ci dicono: ma voi portate gli studenti, poi fanno casino, insomma ci disturbano. Poi alla fine si ricredono, perché lo Certo. studente aiuta a vivacizzare responsabilmente, ma anche a riqualificare tanti quartieri di Verona, e quindi questo è veramente una presenza importante, perché fondamentalmente sono ragazzi che studiano e sono Certo. bravi ragazzi, poi ovviamente si divertono, ma contesta soprattutto all'Esuday 2026, quindi vi aspettiamo, ci saranno tanti ospiti, ci saranno i The Fools, Eccoli, una collaborazione ad esempio. storica. Sono cresciuti insieme, siamo un po' cresciuti insieme, dopo loro sono diventati famosi. Sono certo. anche Ecco che poi oltretutto vedo ha proprio una piccola parentesi, anche per chi ci guarda, aree di attività, abbiamo music, food, market, poi abbiamo lo sport, ma soprattutto performance live, DJ set, si parla di set analogici in vinile, alle band emergenti, scena nazionale con artisti importanti. Hai appena citato i The Fools, ma so che non sono gli unici. No, ci sarà The Fools, ci sarà Saturnino, uno dei bassisti più apprezzati nel panorama musicale italiano e anche internazionale. Sarà un DJ famosissimo, Alex Neri. Wow, e poi ci sarà anche un esperimento che vogliamo fare quest'anno. Come dicevo, ogni anno cerchiamo di aggiungere un qualcosa di nuovo, di innovare. Quest'anno faremo la serata del venerdì, la serata del sabato, ma anche la domenica un evento che si svolgerà durante tutto il corso della giornata, non serale ma durante la giornata, per Bellissimo. aprire anche al quartiere, diciamo, l'università ESU e questo evento anche al quartiere, oltre che ai ragazzi. Beh, questo è bellissimo. Ovviamente si mangia, street food non mancheranno. Certo. Eccoci qua, quindi insomma giochiamo in casa, quindi siamo alla grande. E poi ancora, mentre sfogliamo, vediamo insomma un po' tutto quello che succederà, potete anche comunque collegarvi sul sito, sulle pagine social, certo, per stare aggiornati un po' con tutto. Allora, c'è altro da aggiungere? Direi di sì, perché so che si parla, ecco, parentesi, poi adesso io Giorgio stavo sbirciando e quindi vedo cose, mi viene un sacco di curiosità, perché si parla anche di parliamo di ambiente, cose sostenibili, ecco, mentre sbirciamo ancora, quindi insomma c'è davvero un programma importante. Sì, siamo, ecco, quello della sostenibilità è un nostro pallino che nasce proprio, come dicevo prima, anche da una delle nostre finalità istituzionali, quello di fornire il servizio di ristorazione agli studenti e alle studentesse. Ovviamente ci siamo impegnati tantissimo per fornire un servizio di ristorazione di qualità, certo, quindi che sia sostenibile, che sia chilometro zero, filiera corta, prodotti bio, quindi veramente da questo punto di vista ci siamo spinti molto avanti e ci teniamo tantissimo, ecco. Ma non solo ci teniamo noi, vediamo che c'è una sensibilità enorme anche da parte dei ragazzi e delle ragazze, che ultimamente ci tengono a mangiare e a mangiar bene. Questo è fondamentale, ma anche perché sono cose che ultimamente in questi periodi se ne sente parlare molto, ma diciamolo, quanto è impegnativo, quanto è, non dico difficile, però è davvero impegnativo rendere tutto questo, cioè allora, dal chilometro zero a, cioè c'è un lavoro dietro. Sì, c'è un lavoro, Prego. Un lavoro enorme, Alen, c'è un lavoro enorme da parte
nostra, da parte del consiglio di amministrazione, da parte di tutti i colleghi di ESU, perché noi facciamo tantissime cose, Sì. coinvolgiamo tantissimi studenti, ma non siamo in tantissimi a lavorare in ESU, siamo poco più di 20, quindi veramente c'è Bravi. un lavoro incredibile. È logico che poi quando si vedono i risultati e soprattutto quando si ha a che fare con un'utenza, un pubblico giovane e dinamico, diciamo che questo rende sempre le cose Certo. un po' più semplici e dà tante soddisfazioni. Beh, allora Giorgio, io ti ringrazio per essere stato oggi con noi. Prima di chiudere, so che poi voi fate anche eventi legati al cinema, perché qua ne vediamo Bellissimo. alcune ad esempio, quindi anzi se vogliamo anche citare così proprio carrellata veloce, Sì, parliamo di tra i cinema importante. ecco, Certo, quindi- tra i tanti eventi, tra le tante attività che facciamo, sempre ovviamente in sinergia assoluta e in condivisione con l'Università di Verona. C'è anche questo, facciamo anche il cinema all'aperto, con una programmazione importante, Certo, una programmazione curata da parte del un professore dell'Università di Storia del Cinema. Sono eventi belli, comunque estivi, cinema all'aperto nel giardino del Paolo Zanotto, e in quell'occasione, per aggiungere qualcosa insomma della certo. convivialità, agli studenti e alle studentesse che arriveranno a vedere il cinema offriremo anche una pizza, una bibita, in modo che insomma, Ma che spettacolo, cioè più di così non si può. Allora grazie davvero, grazie al direttore generale di ESU Verona che oggi è stato con noi, grazie Giorgio, grazie mille. Grazie a te, Alen. Speriamo Grazie. di rivederci presto. Certo. E allora, Quando avanti volete. tutti. Grazie mille, grazie Giorgio Gugole, direttore generale ESU Verona. Grazie, ciao, Grazie a Giorgio. voi, buona giornata. Grazie, noi continuiamo. Prendete nota, se vi siete collegati soltanto ora, potete rivedervi questa intervista su tutti i nostri canali social. Diamo spazio alla musica.